Da una riforma che non piace, definita un disastro e che riporta la Corte dei Conti agli anni 90 ai fascicoli aperti, vedi Cabinovia e Triestina, passando per una serie di importanti procedimenti già conclusi. Dalla relazione del procuratore regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia Alberto Mingarelli emerge un quadro articolato di danni erariali legati a truffe sui contributi pubblici, irregolarità amministrative e casi di mala sanità. Il fascicolo più rilevante riguarda un presunto danno erariale da oltre 45 milioni di euro legato a contributi statali per l'export. La procura contabile contesta a una società per azioni del Pordenonese, ai suoi amministratori e al direttore generale l'indebita percezione di 45 milioni 72 mila euro di agevolazioni gestite da Simest per i crediti all'esportazione di mezzi agricoli. È stato un caso molto rilevante di 45 milioni di euro che è stato percepito indebitamente, aggirando la normativa che cerca di favorire le imprese italiane che si occupano di export. Secondo la ricostruzione sarebbe stato simulato un sistema di pagamenti dilazionati tramite cambiali a una società intermediaria estera per ottenere contributi pubblici sugli interessi, mentre l'importatore pagava in tempi molto più brevi. Rilevante anche il capitolo sanità. Citato in giudizio un tecnico per 91.650 euro dopo la morte di un paziente durante un bypass aorto coronarico a Udine. L'inversione del tubo della linea di aspirazione della macchina cuore-polmone avrebbe provocato l'ingresso di aria nel sangue, causando un'embolia fatale. Nel 2025 sono arrivate anche 2 condanne per malpractice per 236.000 euro, tra cui un caso legato alla gestione di un parto. Tra gli altri procedimenti figura una presunta truffa sui certificati bianchi per l'efficientamento energetico, con incentivi ottenuti senza reali interventi per oltre 10 milioni 400 mila euro e irregolarità nelle agevolazioni regionali sui carburanti, con rimborsi in debiti poi restituiti per circa 245 mila euro.